Meteo, allerta rossa, si prevedono fino a 350 mm d'acqua, i comuni attivano i COC. Il Movimento 5 Stelle appoggia Roberto Campagnolo, tema caldo resta la sanità. Ancora predazioni in altopiano, lupi in azione a Rozzo e Lusiana Conco. Paura per 2 escursionisti ruzzolati in un canalone lungo un sentiero a Pieve del Grappa. 12enne scende dal bus a Campodarsego e viene travolto da un'auto, è in prognosi riservata. Fleximan, l'avvocato dice, non ha confessato, sequestrati solo cellulari e tablet. Giro d'Italia tra il Bellunese, la Marca e la Pedemontana, 2 tappe in settimana. La bassanese Anna Francesca battaglia tra i vincitori del concorso lirico Totti dal Monte. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Bassano e dintorni. In apertura la pagina dedicata al meteo, perché scatta di nuovo l'allerta rossa per le prossime 24 ore. Si prevedono fino a 350 mm d'acqua e i comuni hanno attivato i COC. Torna l'allerta rossa per maltempo anche in tutta la fascia della Pedemontana, già colpita la scorsa settimana dalle raffiche di pioggia che hanno messo in ginocchio l'intero territorio. Appena 3 giorni di tregua e martedì torna l'acqua, con una nuova perturbazione per lo più violenti temporali, dicono i meteorologi, stazionari, assai dannosi per il territorio a causa della quantità di pioggia che potrebbe cadere. I terreni sono ancora zuppi di acqua. Fino a ieri si è lavorato purtroppo tra l'Asolano, la Castellana e il Bassanese orientale per ripristinare i danni ancora dei nubifragi di giovedì sera. Si stima siano scesi intorno ai 130-150 mm di pioggia su queste zone, soprattutto nella zona dell'Asolano, quindi la pioggia di praticamente 1 mese e mezzo nel giro di 2-3 ore è scesa nelle stesse zone, quindi gli allagamenti purtroppo sono stati inevitabili. Nella giornata di martedì si preannunciano fino a 350 mm d'acqua. L'Ovest Vicentino, l'Alto Vicentino, quindi fascia dell'altopiano di 7 comuni, la fascia delle piccole Dolomiti, la fascia del Massiccio del Grappa, a nord del Massiccio del Grappa, quindi il Feltrino, e poi tutte le zone adiacenti appunto tra le pianure e la catena appunto prealpina. E anche per mercoledì non ci sarà il maltempo di martedì, però comunque sarà una giornata dove nel pomeriggio, quindi nelle ore centrali, avremo la possibilità di avere qualche fenomeno sparso anche sotto forma di rovescio temporale, quindi ci sarà ancora occasione per avere degli ulteriori millimetri di pioggia che andranno a accumularsi su quelli di domani martedì, anche nella giornata di mercoledì. Tutti i comuni a rischio si stanno preparando ad affrontare l'evento. A Marostica è già stata predisposta l'attivazione del COC, mentre il sindaco Mozzo ha già firmato l'ordinanza per la chiusura preventiva di alcune vie in area collinare. Attivati i COC anche a Mussolente e a San Zenone degli Ezzelini, i 2 comuni particolarmente colpiti dal maltempo nell'area bassanese. Sono stati predisposte scorte di sacchi di sabbia che saranno distribuiti dagli uomini e donne della protezione civile. Situazione meteo dunque da attenzionare, qualora ci fossero sviluppi nel corso di questo TG ve ne daremo conto. Adesso cambiamo decisamente argomento, apriamo la pagina politica con il Movimento 5 Stelle di Bassano che, come noto, appoggia il candidato sindaco Roberto Campagnolo. Sul tavolo uno dei temi caldi resta la sanità. Dobbiamo avere un territorio, una cittadinanza che è pronta ad affrontare il cambiamento, che lo guarda a testa alta, senza paura. Parla di un territorio resiliente Flavio Ferrazzi, capolista del Movimento 5 Stelle, in appoggio al candidato sindaco di Bassano Roberto Campagnolo. Un territorio capace di affrontare le problematiche con un occhio costruttivo, a cominciare dalla questione sanità di cui tanto ci siamo occupati anche nei nostri TG, tra liste d'attesa infinite e lungaggini nei nostri ospedali, come ci hanno raccontato i nostri telespettatori. La politica, oggi più che mai, soprattutto nell'8ª città del Veneto, deve fare la sua parte a favore dei cittadini e delle cittadine, andando avanti, proprio come ha dichiarato Ferrazzi, senza paura, perché in primo piano deve esserci sempre solo la salute delle persone. Quando uno sta male vuole solo stare meglio, non è una cosa che può scegliere.
Se tu vai a privatizzare servizi che la gente deve usare per forza, non fai un servizio al tuo paese. La sanità pubblica con accesso universale è una risorsa incredibile che è stata il frutto di anni di lotte e di conquiste. Va difesa in ogni caso, anche perché avere un sistema sanitario fragile, un sistema sanitario in gran parte privatizzato, significa anche non riuscire ad affrontare nel futuro eventuali emergenze che possono capitare. Lo abbiamo visto nel passato, dobbiamo in genere uscire dalla logica dell'emergenza. Questo è il passo, la cosa importante anche a livello di pensiero generale. Un processo in linea con il pensiero del candidato primo cittadino Campagnolo, che da sempre ha fatto dell'eccellenza della sanità il suo cavallo di battaglia. Noi siamo saldamente un baluardo a difesa della sanità pubblica e del fatto che l'ospedale del territorio riesca e torni ad essere un ospedale di qualità nella prestazione di servizi ai cittadini del nostro territorio. Questa è una battaglia che faremo e continueremo, che abbiamo fatto, che faremo e continueremo a fare. Sanità al centro di questa campagna elettorale anche per il candidato sindaco Nicola Finco, che ha presentato la sua lista non a caso davanti al San Bassiano. La lista è composta da 24 persone, 10 donne e 14 uomini, tutti i profili di qualità della nostra Bassano. C'è chi è stato insegnante, chi architetto, chi medico e chi già in politica. Una lista civica, quella di Finco sindaco, che mette in campo una squadra pronta a cambiare il volto della città, a partire dal tema cuore di questa campagna elettorale bassanese, la sanità. Il nostro ospedale è un ospedale di eccellenza, oltre al sistema sociale del territorio, ma va difeso con le unghie o coi denti, perché attualmente francamente mi pare abbastanza in pericolo. Spazio e attenzione anche a temi sociali, in particolare cura degli anziani e nuove opportunità per i giovani del territorio. Cosa c'è da cambiare a Bassano? Credo che innanzitutto sia da cambiare l'approccio che l'amministrazione passata ha avuto con i soggetti deboli. Il primo è il soggetto degli anziani, che aumentano e che è collegato poi al tema della sanità e dell'ospedale, dove l'amministrazione non ha svolto un ruolo, e l'altro tema altrettanto importante è la questione della scuola e dei giovani. Ma non solo, una lista, quella di Finco sindaco, che punta a un nuovo decoro per la città. C'è poca pulizia secondo me in Bassano, in modo particolare in centro, ma anche nella parte periferica, quindi mi piacerebbe che fosse una città veramente fantastica anche come bellezza, già lo è di per sé, quindi dobbiamo solo valorizzare quello che abbiamo già in campo, diciamo. Campagna elettorale che noi vi raccontiamo ogni sera e che sta entrando ufficialmente in quelli che sono i giorni caldi, i giorni decisivi che noi vi racconteremo, appunto, come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio. Adesso cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo in altopiano. Ancora predazioni, lupi in azione a Rozzo e Lusiana Conco. Scia di sangue in altopiano, ancora una volta i lupi tornano all'attacco, questa volta Lusiana Conco e Rozzo. Sono 6 gli animali uccisi nel weekend, 4 pecore e un'asina. Terza predazione che subiscono i lupi sugli asini, anche perché abbiamo gli asini pascoli a Lusiana Conco. E niente, la mattina ne mancava un'altra, una femmina, e l'ho trovata mangiata, è stato soltanto il collo e le gambe anteriori. Terza razzia in pochi mesi, una convivenza che non trova equilibrio, quella tra i lupi e gli allevatori, una convivenza che non trova pace, bensì un vincitore. Ho deciso di mollare tutto perché proprio così il sistema non regge. Non si può vivere tutte le notti sempre che la mattina manchino animali. E se nei pascoli di Lusiana ha predato un asino, a Rozzo uccise 4 pecore dai lupi, animali raccolti per la notte all'interno di un'area elettrificata, un recinto multifilo elettrico costruito secondo le indicazioni degli enti predisposti, ma elettricità e maglie strette non hanno fermato la fame dei predatori. Il pensiero è che devono prendere provvedimenti per questi carnivori. Per 2 escursionisti a Pieve del Grappa.
Scivolano in un ripido canalone tra balzi di roccia mentre stavano percorrendo il sentiero 104 del Colombera a Pieve del Grappa e riescono ad aggrapparsi a una pianta sul versante scosceso. Il soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato dalla centrale del SUEM di Treviso a seguito della chiamata di 2 escursionisti, padre e figlia di 75 e 45 anni, di Lusia in provincia di Rovigo, quando si erano allontanati dalla traccia ruzzolando nella gola. L'elicottero di Treviso Emergenza ha sbarcato sotto il santuario della Madonna del Covolo l'equipe medica per caricare a bordo un soccorritore in supporto alle operazioni e altri 2 erano disponibili in caso di necessità. Il tecnico di elisoccorso, calato con un verricello di 50 metri, ha raggiunto l'uomo in posizione precaria, lo ha assicurato e affidato al soccorritore che lo ha nel frattempo affiancato, per poi recarsi dalla donna incrodata dalla parte opposta. I 2 sono stati fatti scendere più in basso in un punto agevole per il recupero, avvenuto sempre con il verricello. Accompagnati nelle vicinanze del santuario, l'uomo, che nel frattempo aveva accusato un malore, è stato trasferito in ambulanza e trasportato all'ospedale di Castelfranco. Cambiamo decisamente argomento, parliamo del Giro d'Italia che, emergenza meteo permettendo, tra Bellunese, Marca e Pedemontana prevede 2 tappe importanti in settimana. Eccoli qua. Una settimana in rosa, sono 2 le tappe del Giro d'Italia che da qui a sabato interesseranno in maniera importante Bellunese, Trevigiano e Pedemontana del Grappa. Giovedì la Carovana Rosa 2024 vivrà il suo 18° capitolo percorrendo i 178 km da Fiera di Primiero a Padova, passando per Feltre, Valdobbiadene, scendendo per Susegana, Spresiano, Villorba, lambendo Treviso e dirigendosi poi verso la Riviera del Brenta. Arrivo, come detto, a Padova. Per gestire sul fronte di viabilità e ordine pubblico l'evento, proprio in queste ore riunione operativa in questura, così da definire gli ultimi dettagli. Ogni territorio si preparerà per accogliere il giro e cercare di contenere i disagi dovuti a limitazioni e divieti. Nel capoluogo, chiusura anticipata delle scuole. Dopo la parentesi di venerdì tra Mortegliano e Sappada, sabato la vigilia della grande festa romana di chiusura della Kermesse. Grande protagonista la Pedemontana, dall'Alpago a Bassano del Grappa, 184 km in su e in giù sulle colline del patrimonio dell'umanità, fino a Possagno e al Monte Grappa a 1675 metri di altitudine, riconosciuto dall'UNESCO come riserva della biosfera. Tappa regina perché sarà sicuramente quella più bella, dove ci sarà più pubblico, la più attesa, perché chi avrà la maglia rosa la sera del Monte Grappa sarà sicuramente il vincitore del giro. Avere il Giro d'Italia nel nostro territorio vuol dire anche rappresentare quello che sono le imprese dello sport system che hanno da sempre cardine in queste valli. Edizione 107, anche un fumetto per invitare gli spettatori a non lasciare in giro rifiuti. Vai in montagna, goditi la bella giornata di sole e di sport, portati pure la tua birra e il tuo panino da casa, ma poi quando torni a casa rimettili o nel tuo zaino oppure utilizza i cestini che verranno predisposti e installati dai 2 consorzi di raccolta. Arrivo sabato a Bassano del Grappa, dunque la città abbraccerà i ciclisti chiudendo le scuole, la biblioteca e sospendendo il suo tradizionale mercato settimanale. Parliamo adesso di un grande concerto di solidarietà per sostenere la città del Dono. Parlerà il linguaggio della solidarietà il concerto The Great Pop and Rock Show, in programma domenica prossima 26 maggio al Teatro Remondini di Bassano, con protagonista la Blues Singers ed Orchestra diretta dal maestro Diego Brunelli. Il ricavato della serata sarà devoluto infatti alla città del Dono per sostenere le tante attività portate avanti dal sodalizio nell'ambito della donazione. Bassano Città del Dono principalmente si occupa di diffondere la cultura del dono nel territorio con incontri nelle scuole superiori. Quest'anno abbiamo incontrato oltre 1800 studenti e abbiamo organizzato ben 31 incontri di sensibilizzazione. Successivamente agli incontri organizziamo anche la raccolta delle adesioni eventuali e dei prelievi salivari per quanto riguarda ADMO, Associazione Donatori di Midollo Osseo. Ospite d'eccezione sarà Ricky Portera, storico chitarrista di Lucio Dalla, Ron e Loredana Bertè, fondatore con Gaetano Correri degli Stadio, uno che insomma mastica rock da decenni. Quando noi abbiamo proposto a lui questo progetto,
E lui è stato veramente molto contento di aderire a questo perché non l'ha mai fatto nella sua carriera. Ha suonato con tutti, in tutti i modi, in tutti i contesti, però con orchestra, coro e solisti, l'ha detto lui stesso, è veramente molto emozionato di poterlo fare. E questo concerto verrà dedicato alla città del Dono e sperando di avere un bel afflusso di persone e quindi avere un certo risultato economico, questo risultato economico sarà condiviso con la città del Dono che sappiamo benissimo quanto sia importante e quante cose buone faccia. E adesso una bellissima soddisfazione per la bassanese Anna Francesca Battaglia tra i vincitori del concorso lirico Toti dal Monte. Tamino, Pamina, Papagena, prima, seconda e terza dama, la 51esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte assegna ai suoi vincitori 6 dei 10 ruoli per la messa in scena in autunno del Flauto Magico di Mozart al Teatro Mario del Monaco, al Verdi di Padova e al Sociale di Rovigo. Corea del Sud, Spagna, Ucraina, i paesi di provenienza dei vincitori, ma anche l'Italia, con il soprano Vittoria Brugnolo, il mezzo soprano Eleonora Filipponi e la giovane bassanese Anna Francesca Battaglia. È un'emozione veramente, ancora adesso non faccio fatica a parlare, quindi veramente sono felicissima. Sicuramente mi preparerò al meglio perché cercherò sempre di dare il massimo e sicuramente divertendomi come Papagena mi ha insegnato a fare, quindi assolutamente. Io ringrazio tutta la giuria, questa meravigliosa opportunità che ho avuto che mi porterò nel cuore per tutta la vita, veramente. Sono veramente contenta e ringrazio tutta la giuria, tutta l'organizzazione anche. L'acustica qua, uno non si deve preoccupare, proprio canta e va, il maestro e l'orchestra eccezionali. Credo che veramente il Toti dal Monte sia parte costitutiva della città e del teatro. Non sono stati assegnati i ruoli di Papageno, Sarastro, Monostatos e la Regina della Notte. Che i ruoli nel Flauto Magico sono talmente speciali che anche qualche volta un cantante che non è molto bravo è particolarmente bene in uno dei ruoli del Flauto Magico. Sono stati invece conferiti 3 premi speciali offerti dai comuni di Mogliano Veneto, Pieve di Soligo e Montebelluna. Con questi eventi si migliora la cultura di una città e contiamo molto che il pubblico risponda anche per la prossima campagna abbonamenti. Presenteremo la stagione prima dell'estate, quindi presumo che sarà una stagione ancora più ricca nella presenza e nel grande pubblico trevigiano e non solo. Vediamo adesso alcune brevi notizie dal territorio. Seconda festa del dono a Cassola che ha visto riunite le 3 associazioni dei donatori di sangue RDS e AIDO. Con l'occasione è stata inaugurata la panchina del donatore per sensibilizzare le persone alla donazione del sangue. Il comune di Bassano ha indetto una selezione pubblica per individuare utenti domestici economicamente disagiati con morosità nei confronti di Etria nel biennio 2022-2023, cui riconoscere specifici contributi erogati sotto forma di riduzione della bolletta. Domenica grandi pulizie a Marostica dove i volontari si sono resi operativi per far splendere la storica scacchiera. Armati di detersivi, spazzoloni, ramazze e canne d'acqua hanno lavato la piazza dimostrando il loro amore per la città. Uno studente di 12 anni è stato investito a Campodarsego, le sue condizioni sono gravi. Un colpo forte che lo ha fatto sbalzare sull'asfalto. In via Pioga a Campodarsego sono circa le 15 quando un ragazzino di 12 anni appena sceso dal bus che lo stava portando a casa viene colpito da un'auto mentre sta attraversando la strada. Lo studente cade a terra battendo la testa con violenza. Immediati soccorsi allertati dall'autista del bus e dell'Audi A6 che lo ha investito. Sul posto è atterrato in pochi minuti l'elisoccorso del SUEM 118 che ha trasferito il minore nel reparto di pediatria di Padova.
Il dodicenne ha perso molto sangue, ha subito un trauma cranico, la prognosi dunque è riservata. Il conducente dell'auto che lo ha investito è un 58enne padovano, risultato negativo all'alcol test. La polizia locale del campo Sampierese ha eseguito i rilievi e in queste ore sta ascoltando i numerosi testimoni per ricostruire quanto è accaduto nell'incidente. Non è chiaro il punto preciso in cui il dodicenne, che abita proprio davanti al punto in cui l'autobus si è fermato, abbia attraversato la strada. L'autista dell'auto che lo ha investito infatti proveniva dal senso di marcia opposto e può darsi che non lo abbia notato. Forse il dodicenne ha attraversato dietro il bus, ma questi sono dettagli che solo i testimoni oculari potranno fornire alla polizia locale. Sotto shock il conducente dell'auto. Si è dimostrato collaborativo ma non ha confessato il presunto Fleximan. È collaborativo ma non ha fatto alcuna ammissione. Giorgia Furlanetto, avvocato di Enrico Mantoan, il 41enne originario del Padovano, sospettato di essere il Fleximan del Polesine, descrive così il suo assistito e smentisce qualsiasi confessione dell'uomo indagato dalla procura di Rovigo, che gli contesta episodi di danneggiamento ai Velox avvenuti nel Polesine tra il maggio del 2023 e il gennaio del 2024. L'avvocato Furlanetto smentisce anche che nell'alloggio del 41enne siano stati sequestrati arnesi. Al momento solo 2 tablet e il cellulare sono stati prelevati dai carabinieri durante le perquisizioni del monolocale dove Mantoan viveva ad Ariano Polesine. Enrico è sereno e ringrazia tutti coloro che gli stanno dimostrando grande solidarietà e sostegno, continua il legale in un comunicato stampa. Nel sito internet del gruppo Pro Italia infatti è scattata una raccolta fondi non ufficiale per sostenere le spese legali per il presunto Fleximan. Il 41enne è un militante di Forza Nuova e l'avvocato Furlanetto parla di campagna diffamatoria causata dal suo orientamento politico. A incastrare Mantoan, in base al materiale acquisito dalla procura, ci sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza che l'avrebbero ripreso in modo piuttosto evidente a Rosolina ad inizio gennaio nell'ultimo danneggiamento. In prima serata appuntamento con il Focus del nostro direttore Luigi Bacialli. Gli ospiti saranno Khaled Al-Zir, Riccardo Barbisan, Lara Bisin, Jessica Cugini, Gio Formaggio, Alessandro Manera e Alessio Morosin. È davvero tutto per questa edizione di TG Bassano. Io come sempre vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione, vi lascio al meteo e vi auguro buona serata su Rete Veneta.